Un evento, 4 percorsi, un sacco di iscritti. Dove? Siamo a Mirano, piccolo comune della provincia di Venezia. Piccolo comune dal quale parte una mega social ride, la Miami. Si pedala, si sta insieme, si fa casino e senza rendersene conto è già sera. E se vi dicessi che tutto questo è gratis, ci credereste? Buongiorno, partiti da Mirano per affrontare gli 80 km della Miami Gravel, evento gratuito e figata perché non esistono eventi gratuiti nel mondo del ciclismo ultimamente. La partenza appunto da Mirano si va in direzione Padova attraversando tutti i paesini della provincia appunto. Nel percorso di oggi dovremmo trovare tecnicamente attorno al 20° chilometro un ristoro, primo e anche ultimo, che sarà a pagamento giustamente visto che l'evento è gratis, grazie. E poi tecnicamente troveremo anche delle ville storiche fighe, per cui dai, vediamo. Primo vero pezzo gravel disterrato della giornata, molto scorrevole, dovrebbe essere tutta così oggi, penso, spero, credo. Siamo a Fiesso d'Artico, giusto per dirlo in veneto. Siamo al chilometro 21, tecnicamente dovrebbe esserci il ristoro qui tra pochissimo. Tecnicamente, ripeto, non mi sono informato di niente, per cui potrebbe essere che il ristoro neanche ci sia, ma a noi poco importa, abbiamo le tasche piene di cibo. Mi manca un po' di grinta stamattina, devo dire, il cambio dell'ora l'ho sentito stanotte. Guarda che bei capannoni, Franco. Comunque sono ignorantissimo, me ne sono appena reso conto, anche se già lo sapevo. Mirano è sotto Venezia, non Padova. Io ho detto oggi si va in direzione Padova attraversando tutti i comuni della provincia, invece se Venezia. Ti come sei ancora? Oggi gambatina veloce e niente, cerchiamo di alzare un po' il ritmo quando è possibile, ma non è facile alzare il ritmo in questo evento. Svat Club. Chilometro 28, ma del ristoro non vi è traccia. Ma è legale questa cosa? Credo che non sia chilometro 20, purtroppo. Attenzione, qua c'è una svolta. Mea culpa, mea culpa, mea grandissima culpa. Piano ragazzi, che poi dobbiamo salire in macchina. Piano. Comunque ragazzi, siamo partiti con la fretta o pressia che dir si voglia, visto che siamo in Veneto. Di qua bisogna seguire i gruppetti. In realtà vi spiego cos'è Miami. Miami è un evento gravel gratuito, in realtà un evento organizzato un po' così liberamente, diciamo. È figo per il momento, però non è veramente organizzato, nel senso che ti fanno le tracce, c'è un ristoro, quello sì, ma in realtà c'è traffico aperto, non è segnato, quindi è un giro tra amici. Piccolo dettaglio solo che gli amici sono più di 2000. Sbarcati a Padova quasi centro, e dovrebbe essere questo il ristoro, così a vedere. Ed effettivamente lo era, ma c'era troppa gente, quindi abbiamo preferito tirare dritto. Tanto una pausa bar in 80 km è concessa, no? No. Adesso vediamo se riusciamo a fermarci a bere un caffè, qualcosa on the road, ma se no tiriamo anche dritto, tanto insomma non è che ci sia per forza necessità. Vi lascio un po' di sano contenuto anche. So che a voi piace. So che a voi piace.
delle 2 ore e 45, siamo quasi a 65 km. Qua il gruppetto non perde pezzi. Cheat. Fa vedere gli occhietti da crisi di fame. Neanche una pausa bar abbiamo fatto, comunque è grave. Cioè siamo troppo convinti. Mamma. Oh, ci deve detto. Non sono in crisi di fame, cheat. C'è stato il famoso giro di boa e tutto ha preso un andazzo un po' più racing. Siamo a 37 all'ora in pianura, però ormai manca poco, tipo 7-8 km. Esattamente in questo istante ho capito che sarebbero stati 7-8 km più lunghi della mia vita. Tra un sorpasso, uno scatto e un rilancio fuori da ogni curva siamo finalmente arrivati al ristoro conclusivo che segnava anche la fine di questa Miami. Bene, Miami finita, adesso andiamo a cambiarci perché siamo belli zozzi, belli stufi, perché comunque 80 km mountain bike, insomma, fatti a una bella velocità tra l'altro. C'è un bel dispendio energetico, belli alti, così prendiamo tanta aria. Comunque la temperatura è ottima. L'organizzazione, come dicevo, c'è e non c'è, nel senso che è un evento strutturato sicuramente, però è un giro tra amici, solo che gli amici sono tanti, ecco. Quello che però è evidente è che il clima che si respira qui è eccezionale. Tutti hanno voglia di divertirsi, di stare insieme e di fare festa, ed è per questo che abbiamo cercato di dare il nostro contributo rendendo il tutto ancora più ignorante.